Conto documenti antis un friu e vunti mortus e santus Sergiu e Bacchis. Questo scritto de straugiu de Savasio Antiquo, Santi Sergi et Bacchi, Grece nunc primum edicta, est scritta in Sacta Sanctorum, po sus et de su mesi e la Daminis 865-79, ed è sforriata in forma chistionata. In su tempus, quando governasse imperatore Massimiano, sa gente creia da superstiziones, e adoranta e offrianta sacrificius a figurar de verda o dell'inna, e papanta su che offrianta gustas figuras. Una lei, con grandes pregonis, ianta pubblicau tutto s'imperu, ed ianta vicala fatto der mercaus e des caminus de ogni cittadi, e ischino offrianta sacrificius, veniant a pregonaus e condennaus a soffrire penas, e postus a servir demonius, commenti chi essant in seracus. Saria fu gelada de sfumentus, e fu pudescia de sovragu in desia da desartaris, e serori idolatrico po chistioni primaria, che riguarda tutto su stau, pomori, che creianta, che chi calencuno no essa sacrificava is idolus o chi adoranta, custus idolus si dispodiant a furriai contras con ogro malu, portando sventura a pessuto tutto su popolo. In questo tempus è chi antibiviu Bacchis e Sergio, chi logiant in terra gallistedder gosantis, pomeso de sa vidi in su veru Deus, Cristo Signori nostro. Issus abitant a me da su palacio imperiali, onoraus des imperatori Massimiano. Sergio fu d'importanti meda, fu su primicerio dessa scola der gentilis, amico sincero des imperatori, es abitanta meda con sé, e si portanta che parentesi, pomori e po gusto d'ogni cosa che Sergio e sapedio, Massimiano si da concediada. E grazie a se gusto che Sergio gli ha fatto nominare Antioco, amico suo, governatore della provincia di Augusto e Eufrate. Bacchis, il suo puro importante, fu su secondario della scuola di Argentilis. Sergio e Bacchis furono di grandi amici e che un'anima sola unius in tutto un mese della vita, non fra di sponatura, ma possa vita. E i cantanta. Su mondo gioioso, o gente cantai, con forti passioni. Su mondo gioioso, stai in Cristo su, mirai, che una sola persona è bello e pregeroso. Furinti eccellenti sordaur de Christus, e ligianta ogni dì sa sacra scrittura, pomori de combattere prontamente contra sa serrori diabolico. Ma s'anima mala si fu posta in corpo de calencono dessa scuola der gentilis, carrior d'invidia, biendo che Bacchis e Sergio volenti e ricioso con tutti i sonores in suo palazzo imperiale, con altissimo grado militare e trattaus che parenti des imperatori, tanto non agattando nuda per disandai contrasa e non potendo fare altro, con malizia iant a decidio de disimputai che volenti cristianos as imperatori. Spettaus un momento giusto, che Sergio e che Bacchis non è santa acranta des imperatori, e bitto che iant a soro, s'imperatori, si divurenti a costiaus e di antanau. Magnificenza altissima e divina majestate nostra, imperatori nostro Massimiano, erboso comandà un tutto su mondo per mezzo del vostro santos prescriptus, che a petotto e si offrant sacrificius e preghieras a Deo de Roma, pomori de dustenni in favori de chi non s'abbandonenti e non si vurrenti contra sannoso, condannaisi a patiri dormentus e fincias a morri e schisiesant a permittiri de non ponimenti a su comando vostro, de adorai e de si sottomittiri a sa retta ostra dottrina e a s'immenso poderi
che giovesi, babbo vostro, vos adonau. E da spungius imperatore, sì, questo è su chi ha comandau, di adorai a giovesi con tutto e divinitatersi del suo cielo, pomori, dell'ograi, sa benavventuranza, po tutto s'impero, e po non fai vorriai de malu e tu giovesi, de or nostro, contra sannoso. E anda spundio. Magistate luminosa, questo è su chi comandaisi, e nosu un coso obbedeuso, ma commenti è tanto che Sergio e Bacchisi, ischivunti il mellor dessa classi nostra, e abitanta composo, e amministranta su poteri, chi der donau, invece annanta ad adorare un certo Cristo, chi fu di un ebreo, e chi proprio s'ebreus, tanti condennau e giustiziau, cali criminali su cali fudi. E che adoranta questo Cristo si rifiutano di adorare a giovesi e a riconoscere la divinità dei imperatori. E in pruso cercano di confondere il suo popolo, narrando che de Deus indesiste di un'ebbia e convincenti sa gente a non conimenti a suo comando vostro. Gli imperatori, a sentire questo suo edus, non voleva credere a su che di fuori intinando e adirau da spongio. Bacchis e Sergio non pone in menti, non creo manco vago su chi mi ser narando, po mori che Sergio e Bacchisi in mi stimanta, e Deo lo sustimmo, e non fonti traitori, fonti devotos a tutto il divinità del suo cielo, e pruso che tutto a me. Po gusto Bosinaro, capo posa mostrare casesi con tanto faulas, lo sappa muttiri, e senza che isso si scianta casesi impuntando dedos, e di sappannai de accompagnai a su tempio de Giove, e de m'accompagnai, e di sappannai de sacrificai a Giove con me, e poi osa pappai varesi de savessa sacrificata. Chi isso su, anta sacrifica con me, appafurrai a pisso di osatro, tutto scalunnia schi portaisi, ed es a soffrire bosatro, ispena schi vedespo in soro. Chi invece e commenti narar bosatro, issoso anta soffrire savena giusta possa traittoria. A sentendi questo suo edus, anta torrau annai is imputadoris. A nosu, o imperatori, si va movi su zelo dessa stima che portar poposo, e poi Deus de su gelo, e eus torrau a portai su che orgalo un tendio, ma spetta da bosatro a cercare abilitadi. Tanto, s'imperatori, e ha fatto motiri a Sergio e a Bacchisi. Issus furono entraus in pompa magna, sighiusu de essi guardianus un sorus. S'imperatori dusia de recius con d'ogni onori e paris con sei e standau a su tempio de Giovesi. Entraus chi vu Massimiano e ad offriu libagionis e tutto s'esercito e a partecipau e sacrificau a divinidades. Calaude sartaris imperatori, castandosia in giro, e avito che Sergio e Bacchis non furono in su tempio. Difatti, Sergio e Bacchis non furono in traus, pomorica pensanta che avudi empio a entrare in tempio pagano e fu peccao a offrire sacrificios. Issosu furono abbarraus a forza e preganta narrando: O Re onnipotenti, pro mano de ogni Re, solo bosu sesi immortali, fai luce a sa mente in soro, poita senza disciri e camminanta in un'andala oscuriosa. Adoranta verdas, animalis e piveras, su galisi adoranta su creau, non su creatori. Fai che ti possano conoscere, aici e chi scianta che serboso, sonico Deus, Babbo, Villo e Spirito Santo. Deus soberano, armandao su figlio tu unigenito,
Gesù Cristo Salvatore nostro, che posarbai a nosu a soffriu vincias a morri, e risuscitau dentre il mortus vos liberai des accappis dessa lei e des errori des ídolos. O Deus, riserves figlius tuus che camminant in sandala der martris, seguendo is comandamentus tuus. E teniant ancora custos fueddos in bucca, che s'imperatori ha mandau ir guardias ad uscicai, e indusiant abigauso, e dusiant portauso a spessuso, in su tempo. Quando furent intrauso, s'imperatori disiannau: Sergio e Bacchisi, amigos caros, os atros podes contar in s'amicizia mia e in su favori del Deur de Roma. Calincuno però vos imputa da che traigesis a lei, fendusi nemicus del Deur nostros, che vos anti sempre ajudau, e non seguesis prescritus des imperatori. Ma, de sicuro, non anta scrancai pena chi vos accusanta, poitta che vosatro, in moi, inciacchirresi in sartari e sacrificais a Giovis. E poi, pari con noso, es a pappai de sa bessa sacrificata. Ianta spundior nobili sordaur de Christus, nobilissimo e illustrissimo imperadori nostro. Noso ti serveus con tanto amore, mancaeseus obligaus a su servizio in terra. Ma noso teneus un vero re in cielo, Gesù Christus eterno Deur nostro. Isso è s'unigenito figlio de s'unico Deus. Isso comanda da is animar nostras, e si torra spera e salvamento, ca onada a chi ni credi, s'eterno gozo. Dogna dì offreus adorazione sulla sei, ca è Deur vero, che ha creato ogni cosa, non certo a buon dell'inno de verta. Carissimo imperatori, ischi adoras tui, munti opera umana, cadendo in turigas, ma non ascoltant. Su chi pregaisi, tenenti carigas, ma non piganta frago, de su chi di sacrificaisi. Tenenti ucca, ma non allegant, e pesi, e non camminant. Commenti in ara sa scrittura, torrenti che i gustus, ischidus adorant. Imperatori, con coro traito e furriau a sira e a comandau ai sordauso, chi di e santascinto isterantisi de su ginsu, e indidianta scravaus insignar militari, e impruso gli annau. Custus fonti traigendo Roma, es imperatori, e portando su mali a pissu de dottis impero, rinunciando a tutto il Deus e a Giovisi, pogrei a così tedder de vagu conto, chi solo sfemmineddas de su popolo bascio vodentigrei, po gusto d'un mando, de dur vestiti e femmina, e pone i dedis veri spittorigas, e porta deddos fattes caminus, e desprasar de dottus a cittadi, po mori chi dottus dorbiant e durbeffinti. Tanto, momenti a comandò imperatori, sordaus, ianta portau a Sergio e a Bacchisi fatti des caminus. E bestiur de femminas, accappiaus a sussurro con cadenas graisi, partisu de su palacio vincias a su mercau. E i santus preganta e naranta. Manchiai, siaus andando in questa via oscuriosa, e si mostra da noso sombra e sa morte, noso non temeu su male. O Deus, nos ienes a conca su chi nos anti tramandaus apostoli, chi rinunciat per una cosa in nomine mio, tu in aras o Gesù das a compensare in cielo. Nos anti bestie e femminas, ma bonoso, rappresentant a vestir de salvezza, e nos amandar de giustizia, e commenti de sposas a liquidias e unius a tui, por mezzo de sa vidi che professaus.
manda a noso, su Spirito Santo, pochi alleghiti, po mesu der limbar nostras, e possa toccare su coro de gustus paganus, po disammostrare sa via de sa conversione, e conoscila tui unico vero Deo nostro, che morendo in sa ruce, ha sottento, po chi ni credi in tui, sa resurrezione de sa garri e sa vita eterna. S'imperatori, in cidu papà fila, e tanto gli ha comandato che a ischiam imputavo a Sergio a Bacchisi e sant'avegao posto in is incaricos che tenian tissos. Io a decidio demandai a Sergio a Bacchisi in Orienti e su governatore Antioco, de canto in di volentienius, a raccomandando proprio de isso. Ia consegna una litra ai guardias, che ci doppianta portai di Antioco, che domandata a Sergio come Bacchisi, is penas plus severas, e sa morte che ancora è santa duraus cristiano. Però, chi è santa biurau, è santa dorraus a essi vostros in su grado un soro, e perdonaus de ogni mancanza. Sta proprio di un drappello e appigau il dos santos e ianta camminau vincias a primo notte, canto ianta gatta una uomo po poter dormire. Il santos ci dusianta inserraus in un apposento acranta de su logo accanto corcante e sordaus. A facciora de mezzanotte un angelo e Deus e si vuda apparvio e canto furenti incaderaus e disiannau. Faisi coraggio e combattei contra su demonio e ai spiriti malus. Sicché, candeis a vincere, i seus aviai con s'esercito des angelos de su Signore, e Deus a cantai po vosatro sinne sa vittoria, e seus adonai sa corona d'ermosura, e sa barma de sa vidi vera. In d'animaur dei sueddur dei angelu s'incrasi, iant asigio andai con coro sicuro, paris con issus e volenti per i sinceracus un solo, ca possa stima che disteniant iant decidio de los accompagnai in questo viaggio, e su notti iant addormiu in su bascio a sotto de issus, e iant intendi documenti in su notti discorrianta con s'angelo. In su viaggio Sergio e Bacchisi cantanta che a voce sola innus e salmos a Deus. Canto volenti rompius a sa provincia di Augusto e Eufrate, ca furia cranta canto vunti saracenus, lusianta portaus un barbalissa, ca furi una cittadi accanto dove fu sa sede del suo governatore Antioco, e a facciora distraer dei medici si lusianta presentaus e ianta consignau ad Antioco sa litra des imperatori, ma Semiano in sa litra narrada icci. Chi aviuranta sarbaddos, ma chi resistinti non tenga spiedati. Intanto Sergio e Bacchisi seguiant a pregare e a confidare in s'angelo de Deus, tanto Antioco denanti a tutto sa corte e ia cominciau s'interrogo. Obbeder vosatro as imperatori e Deur nostro Massimiano? Iant aspungiu santos, nos obbedeus as imperatori, in iscosar dessa terra, ma de neus solo unu Deus, Babbo, Ville, Spirito Santo in cielo, poi sa cosa dell'anima e di isso. Io tornavo a Antioco, pone in mente as imperatori e sacrificai, e papà de sapessa sacrificata, indighinò, mi costringesi a fai, su, chi nindeo e nis imperatorio li fai. Su benei bene canto bosi stimata, e per il moi, sighi di asistimai,
non scarisciai sir benis e ricchezas chi s'adonau, e chi oli seguire asionai. Duncas, chi moi sacrificais, eise prontamente recuperai onoris e beni. Aici ha descritto imperatori, e aici iad essi fatto. Ianta spundu i santus. Eu seguiu Christus, e teneus vanas as cosas terrenas, lassandus as cosas terrenas, a ciocaus un tesoro in cielo. Eita indideneus, po essi conquistaus o mundo, que perdeus is animar nostras. O Antioco, e moi sa limba tua, e che gusta de sa vivera mala, che oli di portai sa perdizione, e tutto inutile e vano su chi nos impromittisi. Fai su chi ti pari, ma nosu noi eus a cambiare idea. Non sacrificaus a perdas, a mortas, ma adoraus s'unico verdadeiro Deus vivo, Gesù Cristo, Signore nostro, s'unico vero imperatore des animar nostras, a su galisi sia in terra che a pisso che a sutta ogni genugro si deve ingenugrai ed ogni limba deve innai Deo greum tuio Gesù. Io tornavo a nai Antioco, osatro se springiur de vaula e de superstiziones, chi portan da sogro malo der Deo nostro de Roma pisso de tutto su popolo. E ante spunto il sordauso, povero Antioco, tui sergiai maleigio pomorica portas a sa rovina ischili obbedenti, e pari con tui sacrificant a perda se avun coner dell'inna, anta bruciai pari con tui in su fuoco e s'inferro. Assentendi questo suedo, Antioco adirau e a comandau de ammindai a beni a bacchis, e de concordai Sironias, e Saculeo, de mutiri a Sergio, pochi essa intendi bene il boger de s'agonia. A sora de cominciai Antioco gli annai. Pronto sesi o bacchisi, Deus moi che l'ompi Gesù Cristo da ti liberai. Tanto il sordauso, dopo dai strinto bene a pese e a manos, ianta cominciau a dudirai, dislocando de disossos, ianta dirau vinciasa che non ti podianta pruso, tanto e de fuori in te, se cius an terra scinigauso. Tanto bacchisi, iannau, e tutto inutile e vano su chi vai su Antioco, se sconsigiau de su demonio, puso scudesi e pur divento digno de sa vita eterna benente. Antioco, bitto ca non c'eria e ha comandau de du vorrei brenta sus e a du scudi da corpo de Sironia fince de discravai sapedi e a disciasciai su corpus e is intrania suas, e chi essa morto su un frendo su zambini in terra e vu terramando. Tanto bacchisi annau. Creo solo un Deo vero capitano des animar nostras e pappu s'agarri de sa passione sua. Dopo tanta agonia, se si intende una voce che venia de su cielo e chi narada: bene bacchisi, con te aperta spoduis portar de sul regno, cali vero testimonio, sordau e atleta de sa vide. Aici bacchisi gli ha consegnato s'anima sua ai angeli de su cielo. Ischivuri in cui, meravigliauso, e antentendi questa oggi. Tanto Antioco su governatori e annau che Augusta assunti opera de Maias e su Galisi bacchisi non immeditada a due sepultai, ma fu mello anche due tai su corpo abbascio de sa muraglia. E chi scanisi incide Santa Papau.
ma spigioner dell'aria, commenti che santamente sentiu non permettianta a bestia de terra a s'avvicinare. In su notti, un gruppo di persone che viviano in quella sutta, in il gruttas, inianta furau su corpo de Bacchis e ianta interrau a Bacchis in il gruttas ansoro. Sergio, con grandissima amargura, prangia dopo la morte de Bacchis, poi mori che gli ha perdi un amico aici sincero. E Sergio, attittata de notti a Bacchis, e narrata aici. Deo, non bio, che non bio, non c'è luce po camminai, non pruso, o frate mio, impari io sa cantai. Con fierezza e santo zelo, figli al boffio confessai, Bacchis, sei tu in su cielo, oi, e chi m'ha da confortai? E Sergio seguia da piangere lacrime di tristezza e sconforto, a pusti chi ha finito di cantare questa cosa. Bacchis gli fu da parvio in direttura e tenia da una cara luminosa che gussa di un angelo e fu vestito con sa divisa militare dei grandi ufficiali e andava a Sergio. Poi ti prangi, so Sergio, frate mio, commenti che sia solo. Mira che a mancai Deo non so i pros presenti con suo corpus, in moi so presenti con suo spirito. Vai sicuro e castia. Deo so già l'ompio e so noi aspettando a tui. E con tui appa dividere sa parma de sa vittoria e sa corona del musura. A mattino Sergio, quando se ne fu pesato, gli raccontava ai servitori canto di fu succedi in su notte e dei commenti abito a Bacchis vestito con salta divisa. Sul governatore gli ha comandato di ritornare a portare a Sergio per mori de biri che sa sorti che fu toccata a Bacchis sa dinantisi e le sa fatto cambiare idea. Presentavo da Antioco questo il diannao. Questo sacrilegio de Bacchis che ti rifiutavo di sacrificare il Deo di Roma e as imperatori e questo commenti as intendio le costò sa vita, ma dicisi che non bollo chi c'era fino a Saici. Dunque scaula tutto e torna su loro tu e piga onoris e benis il grado militare e sacrifica giovesi e as imperatori. Io rispondo Sergio. Antioco, tutto il doloris che m'ha procurai per me, antessi il merito su che manta fai digno di mi presentai a sonico vero re del suo cielo e dessa terra, Gesù Cristo Signore nostro. Il regno del suo mondo passanta, ma sul regno del suo cielo è eterno. E andavo Antioco, accabata con questo suo scimprodioso, se sfendo un miscaresceri a marolla canto seus amicus. Ma già i caolisi, quando non pago de soffrimento e ti faccio girare meglio su ideas. Io la sfondo Sergio. Fai so che ti pare tu Antioco. Deo non timmo a chi ne bocci su corpo, ma chi ne bocci s'anima. Sagarri è debole, ma suo spirito è forte. Domina pure questo corpo, ma non sa dominare mai s'anima mia, né in tui, né in Satana, chi ti consiglia. Antioco dirà gli annao, tutta sa pazienza mia non è servia a ti fai comprendere, tanto de moi a soffrire vinciasa a chi non cambia sa idea. Antioco gli ha comandato di piegare punciasa e di da incravare nessun grasa desperde Sergio, aici chi i sabattasa è stata diventare una cosa sola con i spesi. E pustisi
di accappiai Sergio a suo carro, cosa sua, e impressisi di antavato camminare vincesa a tetrafilia, a noi migliasa de canto furinti. Andando Sergio cantate salmos e pregare narrando: "O Dio mio, aspetto con pazienza che lui ti abbascisi de me e mi porti sfora de sorribili fossa pagana, prega de statuas de rocco. Guida e spermioso a sa rocca de sa presenza tua." Canto volenti l'ompius a tetrafilia, Antioco gli annau a Sergio: "Biuso, che doloresi che da povatto provai, ci funti arrennescius a sciogliere i sannuso che ti si funti fatto su un conca." Io da spundio Sergio: "Questa spenasa che ianta depperi a maricosai s'esistenza, funti con me produrcir de sumere." Su governatori gli ha comandato di tornare a inserrare a Sergio e di adesso tornano a intendi su un crase. Sergio si guida da pregare con fervore e a facciora del mezzanotte di fu da parvio s'angelo e di assanare spes completamente. Su un crase Antioco, seccendo su scanno per giudicare, gli ha fatto motivi per riportargli a Sergio. E si aspettava dei dubbi che non poteva andare e prangendo per dolores. Ma de adesso gli ha visto che invece il suo fu venendo camminando da sé senza neanche a soppiare. A dubbi Antioco gli annau: "Questo è sto gogo e tutto s'ammiganzia che tiene con imperatori da 80 per mese di Irmaias. Su chi sto biendo è prova che è un gogo magliargio e che ha avuto verità di tutto il che si accusa che l'imputanta." L'ompio a sa presenza di Antioco su governatori, Antioco di annau: "Sergio, in moi è storia de d'accabai, sacrifica imperatori e castia ca de moi in suso tutto sa maia chi desti serbia posanai spesi tuso non te la sarbai bruso." E alla spungio Sergio: "Si solo sogro stuso e santa comprendio, tenisi sogro annapauso del suo demonio e non bise che Cristo ma mandau s'angelo per mi sanai e per dionai prova de sa verità che ti presento." Antioco, a si intendere questo sfuetto, si ha comandato di rimbordiare i spesi di Sergio con filo ferro spinoso fincesa ad intaccare i ossos e di riportare mancai a tira fincesa a rasafa ai noi migliar de trafilia. Gli ha fatto tornare a cappiare a suo carro su e gli ha da insuccavo conca a rasafa. L'ompio schifurenti Antioco gli ha tornato a domandare a Sergio che tanto gli ha cambiato idea e accettato di sacrificare ai idoli di Roma. Sergio gli ha risposto: "Con sa vita mia Antioco, Deo anniento tutto sa malesa tua. Deo mai appadorai i idoli di Roma, ma offro questo sacrificio de sa carne mia a su solo Signore mio, Signore Gesù Cristo, Signore, Deus è nostro." Viendo Sergio ecce risoluto, Antioco, bessio a suo scanno, gli ha pronunciato sa sentenza: "Sergio, ti sei fatto indigno del sfavore del Deo da Roma e dell'imperatore, rifiutando su sacro decreto de sacrificai. Questo imponiti che sia spunito con sa spada." Tanto e di portare una sa pubblica prassa per giustiziare. E Sergio, ingenugrao,
ingiriau de tutto su popolo de sordaus. Pedi tutti os animali e bestias iant alla saustana Sansoro e si mescuranta intra mezzo is omines, ma non feriant a nemmus. E cunacciaulus e insirgius pesanta a Deus su lamento. Tanto Sergio e ad arsiau irmanos a cielo e aici gli ha pregau. Per ir bestias e spiciones riconoscenti su dominio tu, o Deus onnipotenti, fai che questa testimonianza serba podus fai convertire e podorrai a tui unico, vero Deus. Perdonar mancanza Sansoro e chi possano terribai a conoscere sa verità e chi tutto sianta salvaus. E riccio, Signori, su spirito mio. E un corpo de spada forte, il dia dividio sa gonca de Sergio, de su corpus. E una voce potente, di volintenti a de su cielo. Beni tu puro, Sergio, vero soldado vincitore, beni in mezzo alle schiera dei angeli e dei patriarcas, in mezzo ai scorro dei apostoli e dei profetas. Beni vari scumbacchis a gozai sa meraviglia eterna. Meda, de schifurinti a codiuso, viendo su chi fu capitao, si furinti convertius. Is amicus, a ricordo su corpus, dianta donau sepoltura. Vu sa di setti de su mesi della Damminis. Miracolo ormeda Deus ia concedio ai schisi presentant a pregai stumbas de Bacchis e de Sergio e a ischi voninti s'amiganzia de Sergio e de Bacchir Deu a chini e ischi voninti s'amiganzia de Sergio e Bacchis Deus donant sa conversione de su coro popodi rintrai ad usgosai eternamente. Sagresia di Orienti e di Occidenti festant avarisi sul martirio dei santur nostros, sa di de susetti della Damminis. Pregai bonoso su cielo, Sergio e Bacchir gloriosus.